Cari ascoltatori, buonasera. Anche oggi è venuto il momento dei rami dell'ulivo. Come sempre vi ricordiamo che i rami dell'ulivo trasmettono dalla Chiesa di Fede ADI, Faith Assembly of God, e per la precisione da via Castelfranco Veneto 85/2 Pordenone. Anche oggi al nostro indirizzo avviciniamo l'orario della nostra funzione domenicale che si svolge dalle ore 9 alle ore 11, e nel fare questo desideriamo proprio invitarvi a partecipare alla funzione. Così avremo modo insieme di ascoltare la parola del Signore, di pregare, di innalzargli dei cantici e, perché no, anche di conoscerci. Bene, anche oggi i rami dell'ulivo hanno preparato una brevissima meditazione partendo dalla parola del Signore, che oggi si trova in Romani 12, verso 2, che andiamo subito a leggere. Romani 12, verso 2. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole, perfetta volontà di Dio. Amen. Bene, allora questo verso, come abbiamo detto, è tratto dalla lettera ai Romani, che l'Apostolo Paolo scrisse nel terzo viaggio missionario, quando si trovava a Corinto. Al contrario di altre lettere inviate ad altre chiese, questa lettera non aveva il compito, non aveva l'intenzione di correggere la dottrina o di riprendere i credenti per il loro comportamento, ma bensì, come tutte le chiese, anche i romani avevano bisogno di ricevere un sano fondamento, e anche un sano fondamento nell'agire, che questa lettera propone. Un sano comportamento nella pratica della vita. Infatti il verso di oggi proprio Paolo esorta, fa diverse esortazioni ai credenti. La esortazione che andiamo a leggere o a commentare oggi parla proprio di non conformarsi a questo mondo. E questo perché? Perché è vero, noi spesso ci lamentiamo dicendo la vita del credente oggi è difficile perché il mondo gira al contrario della volontà di Dio, ma la verità è che il mondo o il sistema mondiale è sempre stato contro la volontà di Dio, ed è per questo che Paolo esorta in questi versi a separarsi, a non conformarsi. Cioè, cosa vuol dire conformarsi? Adeguarsi, essere simili. No, dice, voi siete figli di Dio e come tali vi dovete distinguere. E questa esortazione, questo insegnamento lo riprendiamo anche noi oggi. Io per me stessa, no, l'intera equipe dei rami dell'ulivo per se stessa, e voi, cari ascoltatori, prendetela un po' secondo come sentite da parte del Signore. E dice:
non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. Ecco, quando leggevo questo verso, proprio la parola trasformato mi ha particolarmente colpito. Così sono un po' andata a guardare quella che è l'etimologia di questa parola. La parola trasformato deriva dal greco metamorfo, quindi proprio una metamorfosi, una trasformazione. E questa trasformazione come possiamo averla? Perché vedete, dice, non vi conformate a questo mondo, quindi non dovete comportarvi come questo mondo, ma quindi al contrario dovete essere trasformati e in che modo? Tramite il rinnovamento della vostra mente. E questo rinnovamento è molto ben spiegato, molto ben illustrato in Secondo Corinzi 3,18 che desidero condividere con voi. Allora, Secondo Corinzi 3,18 e noi tutti contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria per lo Spirito del Signore. Alleluia. Ecco, qua dice che contemplando il Signore noi possiamo essere trasformati. E che cosa vuol dire contemplare? Anche qui devo dirvi, sono andata a guardare il significato, no, della parola, e il significato mi dice insistenza prolungata dello sguardo e del pensiero verso una fonte. Quindi noi dobbiamo insistere nel tenere lo sguardo verso il Signore e anche, vedete, anche qui è scritto lo sguardo o il pensiero. Quindi noi dobbiamo avere il pensiero alla volontà di Dio, alla sua perfetta volontà. E in che modo possiamo avere la perfetta volontà del Signore nella nostra vita? Trasformandoci, rinnovando, quindi cambiando, rinnovando la nostra mente. Perché alla fine, cari ascoltatori, come diciamo spesso, è vero, noi credenti abbiamo una vita di difficoltà perché proprio come dicevo prima, e scusate se mi ripeto, il mondo ha un sistema completamente contrario alla volontà di Dio, ma ricordiamoci che la più grande battaglia che noi abbiamo è la nostra carne e la sede, diciamo, di tutto ciò che noi siamo e che poi diciamo, perché tutto parte da lì, è la nostra mente, perché la mente ha un modo di ragionare carnale completamente diverso dalla volontà del Signore. E anche qui ho cercato un piccolo riferimento, scusate, in Secondo Corinzi 10, verso 4 e 5. Leggiamo insieme. Secondo Corinzi 10, verso 4. Perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti. Ecco, il nostro modo di ragionare, che è un modo razionale, e invece, sì,
non è che non dobbiamo essere equilibrati, non è che sì, non dobbiamo diciamo, comportarci in maniera inadeguata, ma dobbiamo ragionare secondo quella che è la volontà di Dio, con una mente rinnovata. E abbiamo letto il verso 4, andiamo al 5 e vediamo cosa ci dice. E ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Perché proprio qua ci dice dobbiamo fare opposizione a ogni pensiero che va contro la volontà di Dio, e purtroppo noi umani abbiamo un modo di vedere le cose che è contrario alla volontà di Dio, e solo nutrendoci della sua parola, contemplandolo, no? Pregando, stando alla sua presenza e soprattutto avendo un rapporto personale con lui, perché sapete, proprio c'è stato ribadito in questi giorni in diverse parole, no? Che alcuni fratelli ci hanno portato nella comunità in chiesa, che è giustamente importante studiare la parola, leggere la parola, pregare, ma pregare avendo un vero rapporto con il Signore, e così potremmo essere rinnovati. Certamente questo è un lavoro complicato, un lavoro che possiamo fare con sicuramente l'aiuto dello Spirito Santo, ma anche esercitando la nostra volontà, anche in certi momenti facendo violenza in un certo senso a noi stessi. Infatti, questo secondo verso del capitolo 12, se noi andiamo a leggere il versetto che lo precede, che tra l'altro questo capitolo si intitola Consacrazione a Dio, umiltà e fedeltà nell'esercizio dei suoi doni, e qui proprio quando parliamo del rinnovo della mente parliamo anche della santificazione, ma scusate, piccola parentesi, come vi dicevo, se andiamo al primo verso, l'Apostolo Paolo che cosa dice? Come esorta? Andiamo al primo verso del capitolo 12, quello che precede proprio il nostro versetto chiave di oggi. Dice: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il quale vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Quindi, riprendendo il discorso, scusate, mi sono un po' ingarbugliata, dobbiamo esercitare, no, anche la nostra volontà, e in qualche maniera, vedete qui nei versi che precedono questa esortazione al cambiamento della mente, parla anche di presentare il corpo come sacrificio, quindi è in un certo senso una violenza che noi dobbiamo fare, però per essere rinnovati e per capire, no, come poi segue il verso, quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Solo con una mente rinnovata dall'influenza dello Spirito Santo, leggendo la parola, noi per esperienza possiamo capire quale sia l'accettevole volontà del Signore, e in ogni situazione possiamo comportarci come il Signore vuole e anche portare
la testimonianza al mondo di quello che è il Signore, perché come un figlio assomiglia al Padre, anche noi credenti dobbiamo assomigliare nelle nostre caratteristiche, nel nostro modo di fare al Signore. Questo è possibile solo con questa trasformazione interiore che parte dal rinnovo della mente. Certamente è un lavoro lungo, un lavoro anche in certi momenti difficili, ma ce la possiamo fare. Grazie al Signore, grazie allo Spirito Santo, possiamo compiere questa trasformazione, possiamo completamente essere rinnovati, cambiati. Del resto, l'Apostolo Paolo era talmente cambiato che da Saulo, dopo l'incontro con il Signore, è diventato Paolo. E così, per citare altri esempi, guardate la vita, il rapporto con il Signore, quanto ha cambiato Giacobbe, che a un certo punto ha cambiato il nome in Israele. E come dimenticarci di Simone, che è diventato Pietro. Ecco, certamente magari noi non cambieremo nome, ma dobbiamo sforzarci di rinnovare la nostra mente proprio per poter camminare con il Signore e anche per avere proprio quella pienezza che il Signore vuole darci e anche per fare in modo che la nostra crescita spirituale avvenga. E a proposito di questo proprio condividiamo con voi anche il tema di quest'anno, che nella nostra comunità è la fede dei nostri padri. Ecco, dobbiamo rinnovare la nostra mente per raggiungere quel livello di fede, quel livello che la fede che cos'è poi? È fiducia, e la fiducia non può essere controllata da una mente che ragiona, ma solo da una mente che è riempita dalla parola del Signore. Ecco, carissimi, anche oggi abbiamo terminato la nostra piccola, i nostri piccoli pensieri, la nostra piccola meditazione su questo verso e veramente speriamo che come ha colpito noi, come ha colpito me, che in questo momento ho condiviso con voi i miei pensieri, possa in qualche maniera aver sollecitato anche voi e anche voi abbiate potuto apprendere come sempre si fa quando ci accostiamo alla parola del Signore, che è sempre una parola nuova e vivente. Quindi, come siamo soliti fare fine trasmissione, anche questa sera vi lasciamo i nostri recapiti telefonici. Il primo è del nostro pastore, che è 3 8 9 6 8 1 2 9 2 2 e il secondo è il numero per la richiesta di preghiera: 3 4 0 7 4 3 5 0 0 8. Quindi, cari ascoltatori, non ci rimane che salutarvi, augurarvi una buona settimana e che lo Spirito Santo veramente ci aiuti a essere ascoltatori, lettori della parola di Dio come abbiamo fatto oggi,
ascoltatori, ma soprattutto faccitori, e questo per primi lo diciamo a noi dei rami dell'Ulivo che condividiamo, abbiamo il piacere di condividere con voi sempre la parola, ma che per primi dobbiamo essere dei buoni faccitori della parola del Signore. Quindi buona settimana a tutti, vi salutiamo nell'amore del Signore e grazie dell'ascolto e vi aspettiamo domenica prossima per una nuova puntata dei rami dell'Ulivo. Shalom!